Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. L'ex vicepresidente della regione Luca Sammartino accusato di corruzione aggravata nell'inchiesta per voto di scambio politico mafioso a Tremestieri Etneo domani davanti al GIP. Il sindaco Rando oggi durante l'interrogatorio di garanzia si è dimesso. Tremestieri Etneo travolto dallo scandalo politico amministrativo. L'assessore ai lavori pubblici si trincera nel silenzio. Con la sospensione di Sammartino e terremoto politico per la Lega in Sicilia, importanti le ricadute nella formazione delle liste per le europee di giugno. Palermo, rissa tra detenuti a Lucerdone scatenata da alcuni reclusi ubriachi aggrediti gli agenti di custodia. Sicurezza stradale a Catania, tolleranza zero per chi guida le moto senza casco, controlli della polizia e verbali anche per chi circola con revisioni, assicurazioni o patenti scadute. La bocciatura con 5 in condotta e maxi multe per i violenti tra le novità del decreto di legge Valditara sulla scuola. Per i ragazzi sono misure giuste. Il tango incontra il jazz a Catania, il percussionista Minino Garei al Metropolitan coinvolge il pubblico nel ballo argentino che celebra eleganza e passionalità. Calcio domani al Barbera, il big match tra Palermo e Parma. Mignani punta alla prima vittoria della sua gestione in Serie C il Catania, punta il Sorrento, Zeoli conferma la difesa a 3. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale. Con un'agenzia si è dimesso dall'incarico per potermi difendere con maggiore serenità, ha dichiarato il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando, in carcere per voto di scambio politico elettorale nell'ambito dell'inchiesta Pandora della Procura di Catania su indagini dei Carabinieri. E quanto ha dichiarato il primo cittadino durante l'interrogatorio di garanzia quest'oggi e domani, sempre naturalmente nell'ambito della medesima inchiesta, toccherà l'interrogatorio di Luca Sammartino. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Adelaide Barbagallo. Corruzione e voto di scambio a Tremestieri Etneo. Sarà interrogato domani dal GIP il deputato regionale Luca Sammartino, indagato per corruzione dalla Procura di Catania nell'ambito dell'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose nel comune di Tremestieri. Per l'uomo forte della Lega nell'isola, chiamato mister preferenze per la valanga di voti che lo ha sempre sostenuto, alle ultime regionali è stato il secondo più votato, la Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari. 2 i casi di corruzione per cui è indagato. Il primo è aver favorito il proprietario di una farmacia a Tremestieri Etneo, impegnandosi nell'impedire l'apertura a un suo concorrente per ottenere in cambio l'appoggio elettorale alle europee per Caterina Chinnici, estranea ai fatti. Il secondo caso riguarda 2 carabinieri che lo informavano di provvedimenti a suo carico e bonificavano dalle microspie la segreteria del deputato. 2 insospettabili, il maresciallo Antonio Cunzolo, ex componente della sezione di polizia giudiziaria della Procura, che era in pensione ma aveva ancora tanti contatti, e l'appuntato Antonino Battiato, in servizio alla sezione di polizia giudiziaria della Procura Etnea. Di Sammartino parlano anche alcuni pentiti, in particolare Silvio Corra lo indica presente ad alcuni incontri con il boss Francesco Santapaola a casa di un esponente di spicco del clan. Sammartino si è dimesso da vicepresidente e da assessore regionale all'agricoltura e si dice sereno. E adesso andiamo a Tremestieri, il paese della provincia di Catania che praticamente è stato sconvolto dall'inchiesta della quale abbiamo appena sentito nel servizio precedente. C'è gelo e imbarazzo al comune del paese e l'assessore ai lavori pubblici si è trincerato nel silenzio. È andata per noi a Tremestieri Lorena Dolci. Questo è il municipio di Tremestieri Etneo. Tra questi uffici si portava avanti quella che i magistrati dell'inchiesta Pandora hanno chiamato una degenerazione affaristica. In pratica i vertici del comune, il sindaco Rando in testa, arrestato ieri e poi sospeso dal prefetto, ma anche funzionari corrotti e consulenti compiacenti distribuivano favori a imprenditori amici. Parliamo di appalti, autorizzazioni a costruire, cambi di destinazione d'uso, perfino la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, poi non andate in porto. Tutta quella materia di edilizia comunale che faceva gola a tanti, ma su cui oggi l'assessore al ramo preferisce non rispondere. Se era percepito qualcosa nell'area? Assolutamente. Lei assessore a che cosa?
Mi dispiace, praticamente non ho nulla da rilasciare. Mi puoi dire a che cosa è assessore almeno? Sì, lavori pubblici e manutenzione. Quindi proprio l'assessorato finito nel ciclone, per gli appalti dati agli amici imprenditori. Lei lo conosceva il funzionario? Perdoni, non ho nulla da dichiarare, né più né meno di quello che è stato detto nell'ambito dei giornali. Grazie. E quindi che si facevano favori a questi amici imprenditori? Dico, non ve ne eravate accorti? Questa è l'unica farmacia di Tremestieri? Centro sì. C'è una, però è più sopra, a piano di Tremestieri. Però a centro c'è solo questa. Questa è la farmacia di Ronzisvalle? Io sono una collega, non c'entra niente, per favore uscita. Una buona giornata. Non c'è molta voglia di parlare in questa farmacia, che è la farmacia di Mario Ronzisvalle, il consigliere che era prima all'opposizione e poi diventato alleato del sindaco Rando, in cambio, secondo le accuse dei magistrati, di un favore, quello di rimanere l'unica farmacia al centro di Tremestieri. Nessuno doveva restare fuori dal sistema Tremestieri e così il piano farmacie viene bloccato, un sistema di favori che tutti in paese conoscevano, ma che nessuno fino a ieri aveva scoperchiato. Adesso veniamo al fronte politico, perché la sospensione dalle funzioni pubbliche del vicepresidente della Regione San Martino, indagato come abbiamo sentito dalla Procura di Catania, causa un vero e proprio terremoto politico nel governo della Regione, che anche all'interno del suo partito, la Lega, un terremoto che scoppia a 2 mesi dalle europee. Manlio Viola. Un vero e proprio terremoto politico scuote la Lega all'indomani della sospensione delle funzioni pubbliche del vicepresidente della regione ed assessore all'agricoltura Luca San Martino. Lui sottolinea come i fatti contestati siano lontani nel tempo e precisa di essere sicuro di poter dimostrare la propria innocenza e incassa fiducia dal governatore e da quasi tutto il suo partito. Quasi perché invece c'è chi, come l'ex assessore comunale Fabio Cantarella, ricorda di aver lanciato un allarme politico in tempi non sospetti e aggiunge: rispediamo al mittente quel voto facile che non ci appartiene, è un consenso non della Lega, è un consenso personale di qualcuno che non sarà mai un voto della Lega. Torniamo a parlare alla nostra classe dirigente, questo dobbiamo fare al più presto. L'inchiesta in ogni caso avrà inevitabili conseguenze sugli equilibri interni al partito, ma anche nel governo regionale e nella coalizione. Schifani al momento terrà per sé la delega all'agricoltura e sembra intenzionato a non nominare un nuovo assessore, almeno fino alle elezioni di giugno. Ma sotto pressione, forse la delega di vicepresidente dovrà conferirla e certamente non la darà all'altro assessore leghista, Mimmo Turano, con il quale i rapporti non sono idilliaci. Da parte sua la Lega non indicherà al momento altri nomi. Sul fronte interno poi San Martino, uomo forte e campione di voti, farà certamente un passo indietro lasciando la scena alle altre correnti. Da una parte c'è Annalisa Tardino, eurodeputato uscente ed ex segretario del partito nell'isola, ma dall'altra c'è il nuovo arrivato Raffaele Stancanelli, approdato al carroccio dopo l'addio a Fratelli d'Italia. Per capire chi assumerà la guida probabilmente bisognerà attendere anche in questo caso le elezioni. Sembra tramontato sul nascere poi l'accordo con la DC di Cuffaro ed anche esponenti leghisti sul fronte palermitano potrebbero adesso lasciare. Una situazione in totale divenire che potrebbe avere conseguenze anche sul gruppo all'Ars. Con un deputato sospeso e uno in procinto di salutare, il gruppo rischia di ridursi a 4, se non oltre. Adesso cambiamo pagina e andiamo a Palermo. C'è stata una rissa nel carcere del Lucciardone. A scatenarla sono stati alcuni detenuti completamente ubriachi. La denuncia arriva dal segretario regionale del sindacato CNPP, ma sentiamo tutto nel servizio di Marco Gullà. Totalmente ubriachi hanno aggredito altri detenuti e personale della polizia penitenziaria. E quanto è successo nel carcere Lucciardone a Palermo, secondo la denuncia del segretario regionale del coordinamento nazionale polizia penitenziaria Maurizio Mezzatesta. Ci sono stati in questi ultimi giorni detenuti trovati ubriachi che, oltre ad aggredire altri carcerati, si sono avventati contro il personale di polizia di servizio intervenuto nel ristabilire l'ordine e la sicurezza. Risse con calci e pugni, detenuti in preda all'alcol andati in escandescenza. 2 detenuti, evidentemente in stato di ebbrezza per futili richieste, si sono scagliati contro il personale colpendoli con pugni e schiaffi. Nell'occasione un agente ha riportato delle contusioni guaribili in 3 giorni. Sono ben 4 gli agenti contusi in pochi giorni in 2 eventi distinti che sono stati costretti a ricorrere alle cure in ospedale. La prognosi per i feriti varia dai 3 ai 15 giorni. Il sindacato ha chiesto alla direzione
direzione dell'istituto il divieto di acquisto da parte dei detenuti di bevande alcoliche. Catania, rocambolesco tentativo di un agente di polizia non in servizio di bloccare l'auto di un rapinatore che aveva appena cercato di portare via della merce da un supermercato a Nesima. Ecco, lo vedete nelle immagini. Nel tentativo di fuggire l'uomo si era disfatto della refurtiva, l'agente si è gettato sul cofano dell'auto in corsa, poi è caduto, ha avuto però la prontezza di fotografare la targa del mezzo. Il fuggitivo è stato bloccato a bordo della macchina dove viaggiava con 2 coltelli ed è stato così arrestato. Ci occupiamo adesso della sicurezza stradale a Catania, controlli serrati della polizia, soprattutto per chi circola senza il casco e con revisioni, assicurazioni o patenti scadute. Numerosi verbali effettuati oggi. Tonino De Mana. Più controlli stradali e più sicurezza. Giro di vite della polizia di Catania per contrastare la criminalità organizzata e prevenire ogni forma di illegalità. Una di queste è la cattiva abitudine di viaggiare senza casco. Posti di blocco in centro, in questo caso nei pressi della stazione ferroviaria, per stanare i furbetti e anche per la mancanza di RC auto o per i mezzi con revisione e assicurazione non in regola. E sono stati tanti catanesi trovati con la patente scaduta e addirittura sorpresi senza documenti. Varie, disparate e a volte grottesche le giustificazioni che poi alla fine non hanno evitato verbali, contestazioni o fermi amministrativi. Tolleranza zero e controlli mirati sui mezzi a 2 ruote, ovviamente quelli più a rischio in caso di incidenti. L'attività di verifica è inserita in un più ampio contesto di controlli che la polizia sta intensificando sul rispetto del codice della strada. Il bilancio del primo trimestre del 2024 parla di quasi 200 sanzioni elevate per il mancato utilizzo del casco protettivo e 290 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Nonostante l'azione repressiva, sono in tanti però ad aggirarsi ancora senza casco, dove in alcune zone della città, tipo via Plebiscito, il rispetto delle regole è ancora un optional. Restiamo a Catania, il collega Tonino De Mana ha un po' sondato quelli che sono gli umori che riguardano la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia. Ci sono ancora nodi da sciogliere, residenti e commercianti sollecitano un incontro al comune. È una questione che, come sentirete, divide ancora. È uno degli step più difficili e forse richiede un maggiore confronto tra gli attori protagonisti, residenti, esercenti e comune di Catania. La pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia divide un po' tutti e lascia perplessi i commercianti e chi nella zona possiede determinate attività come carrozzieri ed elettrauti, auto che per arrivare nel perimetro interno dovrebbero violare la ZTL, incappando quindi in sanzioni. Lei cosa fa? Io il carrozziere, a 65 anni sono a Castellussino. A sacrificio ho comprato questo locale anni fa, ma ora chiuderlo e ho un mercato. Per molti esercenti la pedonalizzazione può andare bene a patto che vengano presi determinati accorgimenti. La nostra preoccupazione da cittadino e commerciante è che la città al momento non sia preparata. Servono parcheggi, servizi che mettono nelle condizioni non solo i turisti ma anche i cittadini di poter vivere il centro come è stato da sempre. Speriamo che oltre a questo progetto di pedonalizzazione ci sia anche un progetto valido di servizi e di parcheggi soprattutto. E sono divisi anche questi coniugi di Brescia. E sarei favorevole alla... Quindi pedonalizzazione sì? Secondo me sì, per me sì. Potrei essere favorevole, ma bisogna dare incentivi ai commercianti. Il dibattito entra anche in consiglio comunale, poi nuovo confronto tra residenti, esercenti ed amministrazione Trantino. Un paziente è stato trasferito in emergenza dalla Calabria alla cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. È il secondo caso nelle ultime 48 ore. Il ragazzo che è stato trasportato in elisoccorso è un cardiopatico con una complicanza emorragica e deve essere sottoposto a intervento chirurgico di emergenza. Ricordiamo che attualmente sono 21 i bambini ricoverati nel centro di Taormina, il centro di eccellenza sul quale purtroppo pesa la scure della chiusura a luglio. E noi ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco per parlare del nuovo decreto di legge sulla scuola.
Uno dei ruoli che dovrebbe ricoprire la scuola è quello di educare piuttosto oltre a informare. Il comportamento in classe potrebbe avere un peso maggiore. Lo prevede il DDL Valditara approvato dal Senato in arrivo alla Camera. Con 5 in condotta scatta la bocciatura. Con 6 si dovrà sostenere un esamino di riparazione. Potrebbe essere una motivazione aggiuntiva dando un peso effettivo al voto in condotta che spesso viene ignorato. Secondo me è una giusta scelta perché comunque ogni ragazzo si deve impegnare. Sono pienamente d'accordo con queste restrittive all'interno dell'ambiente scolastico perché sono secondo me la cosa base per una funzionalità maggiore all'interno della scuola. Per gli studenti violenti, in caso di condanna penale, potrebbe scattare una maximulta che va da 500 a 10.000 euro. Chi sarà sospeso fino a 2 giorni dovrà riflettere sul proprio comportamento per poi produrre un elaborato. Chi invece avrà una sospensione più lunga dovrà partecipare ad attività di cittadinanza solidale. Noi dobbiamo anche capire la causa che genera questo tipo di reazioni da parte degli alunni. Alle medie tornerà il voto in condotta espresso in decimi, alle elementari il giudizio sintetico, una piccola grande riforma della scuola che, come dice il ministro Valditara, serve per garantire trasparenza e promuovere il rispetto delle regole. Il servizio era del collega Francesco Aloi, adesso ci fermiamo per la pausa e torniamo tra poco per portarvi nell'atmosfera del tango. Tornati in studio quando il tango incontra il jazz. Ieri a Catania il percussionista Minino Garay con lo spettacolo Speaking Tango ha iniziato il pubblico al ballo argentino. Lorena Dolci. Una vuelta, una sentada. Questa sera, buonasera Catania. Un detto dice che l'argentino è un italiano che parla spagnolo. Minino Garay mescola le 2 lingue nella sua canzone recitata, un po' rap, un po' poesia. Ma l'altro mix affascinante che il percussionista di Cordoba porta in giro per il mondo è quello fra la tradizione del tango e il jazz, mescolando l'improvvisazione strumentale tipica del genere musicale con i passi dei ballerini Maria Belen Giachello e Sebastián Jiménez, che sul palco del Teatro Metropolitan si cercano e si incontrano. In tango Minino Garay fa danzare con la sua voce profonda, ora tenera, ora sensuale, culmine di una ricerca lunga una ventina d'anni e nata dalle esperienze maturate accanto ad artisti di valore come Didi Bridgewater, Mercedes Sosa, Paolo Fresu o Richard Galliano. Siempre andamos tanteando nel piso el paso perfecto. Uno spettacolo capace di parlare contemporaneamente il linguaggio del jazz, della world music e cosa ancor più rara della poesia. Un affascinante gioco in cui Garay e il suo ensemble coinvolgono il pubblico fino ad una finale iniziazione ai passi del tango. Adesso ci occupiamo della nostra programmazione, un numero verde, una chat contro il bullismo a scuola, promosso da Regione, scuole e famiglie, il ritiro sociale dei giovani hikikomori, sempre più numerosi dopo il Covid. Giusy Lazzara ne parlerà tra poco nel Focus alle 14.30 con Patrizia Fasulo dell'Ufficio Scolastico Regionale, Rossana Maletta, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Giarre e Concetta Pappalardo, psicologa e psicoterapeuta. Potrete inviare le vostre domande alla nostra linea WhatsApp 342 74 55 005, l'appuntamento appunto alle 14.30 dopo il nostro telegiornale, ma anche in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo e poi ritorniamo con una pagina dedicata al calcio. È vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera affronterà la capolista Parma. Mignani oggi in conferenza stampa si aspetta una grande prestazione e la prima vittoria della sua gestione. Marco Gullà.
Migliorare il piazzamento playoff. Il Palermo, sesto in classifica, si prepara al big match di domani sera al Barbera contro la capolista Parma. Nelle ultime 8 partite i rosaneri hanno vinto una sola volta, una media da retrocessione. Il neoallenatore Mignani in 2 settimane ha provato a lavorare su ogni aspetto, soprattutto psicologico. Domani occorrerà una prestazione perfetta per provare a invertire il trend e cercare di scalare qualche posizione nella griglia playoff. Domani incontriamo la prima in classifica, la squadra che fino ad oggi ha dimostrato di essere più forte di tutti, quindi domani sarà sicuramente un test impegnativo e veritiero per noi e per quello che poi è il lavoro che io ho proposto in questi 10 giorni circa. Quindi da una parte sono curioso, da una parte non vedo l'ora di arrivare a domani sera per vedere, per capire, ma credo che anche la squadra abbia lavorato bene per arrivarci bene a questa partita. Il modulo non cambia, 3-5-2 in avanti conferma per Brunori e Mancuso. Sulla linea dei centrocampisti torna Di Mariano, così come Lucioni in difesa. Al Barbera, con fischio d'inizio alle 20:30, il Parma proverà invece a chiudere definitivamente il capitolo promozione. E intanto prosegue la preparazione del Catania in vista della partita di Potenza col Sorrento. Zeoli conferma la difesa a 3 e ha i centrocampisti contati. Marco Carli. Ultimi 180 minuti prima della coda che tutti si augurano ovviamente sia rappresentata dai playoff. Per arrivarci, per il Catania, saranno determinanti appunto le ultime 2 partite, ma anche i risultati delle altre. Mentre in città non si discute d'altro che di un audio confidenziale di Zeoli diffuso illegittimamente sui social, in cui l'allenatore, partendo da un fatto noto, cioè il contrasto fra lui e Chiricò dopo una sostituzione a Torre del Greco, parla della gestione nel club e nello spogliatoio di questo caso spinoso. Sul campo un passo deciso verso l'epilogo desiderato è stato fatto domenica con il Messina e adesso c'è il Sorrento, squadra strana che sa esaltarsi con le grandi e va in difficoltà con le piccole. Ha perso ad esempio sia all'andata che al ritorno con il Brindisi e con il Monterosi. L'approccio sarà decisivo così come lo è stato nel derby. Di certo Zeoli deve fare i conti con le assenze e la mediana soprattutto a soffrire. Peralta ha accusato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro e come abbiamo detto mancherà fino alla fine del campionato. Zammarini lavora per essere pronto con il Benevento, Sturaro e Teio sono da tempo fuori. Va da sé che il reparto ha gli uomini contati e ci potrebbe essere spazio fin dall'inizio per Ndoi con Welbeck e Quaini. Monaco sarà in campo dall'avvio e a proposito di difensori confermata la retroguardia 3, mentre sull'esterno a destra ci dovrebbe essere Rapisarda, a sinistra pronto Cicerelli, in attacco probabile ancora la coppia di Carmine e Cianci. Il telegiornale finisce qui, vi invito a rimanere con noi, fra poco una puntata interessantissima del nostro focus dedicato al fenomeno sempre più in estensione del ritiro sociale dei giovani hikikomori, condotto da Giusy Lazzara, e vi ricordo che il telegiornale tornerà alle 19. A tutti un buon proseguimento di giornata.